litigano con il governo per capire un po' l'entità dei tagli che si parla, insomma, per la sanità di 2,4 miliardi. Noi ci chiediamo invece, parleremo di questo argomento, ci chiediamo invece che fine farà Renzi, visto che adesso ha tappato una falla, cambiando naturalmente anche in commissione. E però è andato a fare un giretto e adesso prendeva un premio. È andato a fare un giretto e adesso prendeva un premio. Ti ricordi che sì. Subito dopo che è passata la cosa è andato subito là, dice, adesso riscuotiamo? Allora, non lo so. Che fine fa? Qui sforbiciano. Allora, diciamo subito che da quando è partito il governo Monti e le caratteristiche dei governi che sono succeduti sono sempre quelli, perché i cittadini non votando hanno creato il totalitarismo e il totalitarismo è venuto, ed è un totalitarismo molto vicino a quello sovietico, che ha rovinato la bellezza di 70 milioni di cittadini, li ha messi tutti in miseria, no? Storicamente i principi sono sempre quelli ormai, perché nessuno si sa rinnovare, capito? Nella politica ormai si continua a cantare la canzone di un tempo. Sai che parlavo di ecolalia, no? Parlare per echi, no? Senza magari capire cosa dici, ma l'importante è che hai sentito uno che ha detto una roba così, ti piace e la dici, poi dopo tanto che se non la fai non controlla nessuno, e questo è l'andazzo. Voglio dire, dopo il governo Monti, chi va in conferenza Stato-Regioni va solo per farsi pagare il cibo della trasferta, insomma, perché là si dice se vi va bene bene, come ha detto Balduzzi, se non vi va bene io vado per decreti, e quindi non si ascolta più la gente, capito? Il totalitarismo non ascolta nessuno, sono governati, e lo vedi anche adesso, da una specie di politburo, diciamo anche un po' abbellito rispetto ai vecchi stalinisti che erano tutti maschiacci brutterelli, e invece adesso abbiamo anche delle femminucce carine, se vuoi, no? Anche che sanno fare tutte le moine e cose, però vabbè, insomma, ma c'era una canzone che spiega il futuro di Renzi, il politburo. Per quanto riguarda la canzone di Renzi, gliela mettiamo? Prova a vedere se mettiamo, fammi una sorpresa, vediamo se la capiamo. La canzone per Renzi, anche a noi c'è una canzone per Renzi, cos'è, augurale? Non so. Sì, sentila. Senti che bella armonia. Sì, è bellissima. È il Requiem. Per andare in paradiso. È un Requiem, però siamo già gentili. Però sei gentile. Sono gentile. La cattiveria una gli stai dedicando un Requiem, però in paradiso. Infatti senti questi cori. Beh, sai, lui lì potrebbe andare a cantare i gregoriani. Con tutto quello che ha cantato fino adesso a noi non ha fatto niente. Le ha cantate a tutti. L'ha fatto fare agli altri, capisci? Perché ha detto così andate a casa. E ce le ricanta ancora. Non hanno voglia di andare a casa perché capisci bene che la poltrona rende. E in quella maniera lì il totalitarismo è andato avanti. Il problema è che adesso ci sono i farmaci innovativi che costano e mettono a carico sentite delle regioni. Gregoriani. I farmaci innovativi che dovrebbe finanziare lo Stato li mette a carico delle regioni che hanno già impegnato le risorse. Ne arrivano 2,4 miliardi di tagli dopo tutti quelli che ci sono stati fino adesso. Certo. Loro pensano di tagliare 18.000 posti letto, il problema è che ci cureranno nel bagno di casa nostra. Abbattere la funzione pubblica per passarla al privato. Il cittadino dopo va a cercarla nell'ambito del privato, e così invece di essere assicurato con le tasse dello Stato, invece di andare a finire alla sanità, sono 110 miliardi l'anno, finiranno una buona parte da qualche altro rivolone, e da rivolo, rivolone, perché ovviamente qualche soldo bisogna lasciarlo ai poveretti, come fanno negli Stati Uniti, no? Quelli che non hanno capacità di potersi curare, se sono proprio gravissimi, insomma, li curano con Medicare e Medicaid. Hai capito? Sì, Medicare e Medicaid, che sono la mutuetta dei... Però vabbè, Luciano, scusami, quando questi soldi li prendi, li dai alle tue clientele, ti assicuri ancora più voti, questo è chiaro. L'altro problema interessante è che se non sei assicurato con le tasse del cittadino, che hanno creato un sistema virtuosissimo
che è quello universalistico dove tutti hanno diritto alle cure, sia pure che ogni tanto devono pagare qualche ticket perché lo Stato non ti dà i 700 milioni con cui devi riempire il buco con i ticket, no? Detto questo, finisce che la sanità pagata da 50 anni dai cittadini con le tasse, perché tu quando paghi le tasse paghi una sicurezza della sanità per coloro che sono oggi esposti perché sia universalistica, alla malattia, come adesso. Perché è universalistica, però lo paghi da giovane. Quando poi dopo uno diventa anziano e diventa cronico, capisci che è più da me, e allora devi tirare fuori i soldi, se li hai bene, e se no... perché poi capito? il problema della però gente hanno sono fatto le liste l'interesse d'attesa, delle banche, i farmaci che hanno fatto costano. l'interesse delle banche, quelle là, perché bisogna anche dire quelle là, mica tutte, non bisogna essere così generici, quelle là le sappiamo, abbiamo letto sui giornali dappertutto, e poi ci saranno anche di appoggio tutti i sistemi assicurativi, quelle là, sistemi assicurativi, quelli là. Abbiamo in pubblicità, al privato. Poi apriamo le linee, il numero per intervenire con in diretta ve lo ricordo, è 0266203529, 0266203529. Passeremo al privato se non tiriamo fuori la forza di andare a votare per quelli che sono seri, Luciano. Hai capito? Poi torniamo in diretta con i nostri ascoltatori. Se anche tu vuoi che Radio Padania Libera prosegua nel suo lavoro di informazione incessante, per essere anche tu contro il pensiero unico, corri in posta. Fai un versamento sul conto corrente postale numero 37671294, intestato a Radio Padania Libera, via Bellerio 41, 20161 Milano. Come causale specifica contributo volontario. Oppure fai un bonifico bancario sul conto del Credito Valtellinese con IBAN IT 22 F052 1601 6090 0000 0005 555. Oppure vai sul sito www.radiopadania.net e aiutaci con la tua carta di credito. Grazie. Signor Catalan, ecco il suo nuovo climatizzatore. Allora, il sopralluogo è incluso? Sì. Progettazione? Sì. Installazione? Sì. Estensione della garanzia fino a 5 anni? Sì. E allora brindiamo! Champagnino? Sì, stai fresco. Scegli il climatizzatore ad alta efficienza di Enel Energia. Con la comodità del servizio chiave in mano. Fa tutto Enel Energia. Chiama l'800 900 860. Enel Energia per il mercato libero. Offerta valida fino al 36/2015 e condizionata all'esistenza o adesione a un contratto luce o gas con Enel Energia. Per noi italianità significa saper selezionare il meglio. Ecco perché abbiamo una flotta di pescherecci dedicata per portare il pesce sul banco in 24 ore. Scopri il meglio del fresco nei Pan Panorama. Selezioniamo da italiani. Problemi di stitichezza? Intestino pigro? Da 40 anni ESI vi aiuta con le 10 erbe, formula originale per favorire le fisiologiche funzioni intestinali. Scopri le offerte nei punti vendita aderenti. Le 10 erbe, 1-2 tavolette alla sera per riacquistare la giusta regolarità intestinale. Le 10 erbe, in farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Per un campione omaggio visita il sito esi.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22.
Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ci risiamo, una mela al giorno, Simone Girardini e Luciano Bresciani, 02 66 20 3529, 02 66 20 3529 per intervenire con noi in diretta. Stavamo parlando prima dei tagli, ha parlato Viva finalmente. la sanità di 4 anni fa. Viva la sanità prima del governo Montiano. Allora, tu sai che i tagli naturalmente sono stati richiesti da Renzi con la scusa. Il diluvio. Decidete voi dove tagliare, queste sono le cifre, mi date voi, naturalmente ti costringono a fare qualcosa, a toccare la sanità. L'unica regione che non l'ha fatto è naturalmente il Veneto. In bocca al lupo intanto ancora Zaia, sì, sicuramente vince, spazza via tutti, secondo me. Il Veneto ha preso una posizione forte, però. Sì. Ha parlato il ministro Lorenzini, incredibile. Dovevamo registrarlo perché non parla mai. Ha detto che è finita l'era dei tagli lineari. No, lei non parla. Lei pensa, scusa se rido, però. Lei pensa, giustamente. Pensa male, però. C'è già no, tu vai, non preoccuparti. È già difficile lasciare tutto lo spazio a Renzi, quindi come fai a parlare se parla Renzi? Scusami, abbi pazienza. Ah, certo. Gli altri non hanno spazi, no? Comunque dire questo, finiti i tagli lineari, speriamo che siano finiti i tagli, non quelli lineari, perché se non sono lineari, dopo sono tagli di scelta. Poi tu sai bene che in conferenza Stato-Regioni, l'ho detto già prima, è caduta la logica per cui le regioni vanno d'accordo col ministro della sanità, che poi lui è ostaggio del ministro dell'economia e della finanza, no? E di Renzi, che tanto fa tutto lui. Che poi è ostaggio di Renzi, che poi è ostaggio di Napolitano, che poi è ostaggio della Merkel, che poi è ostaggio di Sarkozy, che poi è ostaggio di Obama. E a lei, ragazzi, quella catena. Una vita da ostaggi. Qualcuno mi paghi il riscatto. E noi da Colonia. Però c'è da dire una cosa. Nella corruzione ci sono 10 miliardi in Italia di spesa corruttiva, se ne batti la metà ne hai già 5, e poi ci sono 7 miliardi di spesa inappropriata nelle regioni che consumano di più di quello che è necessario e che non dà vantaggio alla salute dei cittadini. E qui ci siamo capiti. Allora diciamo che anche lì se tagli metà, 7 miliardi e mezzo si possono tagliare. Forza ministro Lorenzini, tira fuori le ovaie. Però il gioco dello scaricabarile del Premier è vergognoso, perché alla fine dice tira fuori le ovaie, non tirarle fuori, però vedere insomma sui tagli fate voi regioni, poi naturalmente i bilanci sono tutti alla sanità, quindi ti costringono a fare così. Facciamogliela smettere a questi maschilisti che fanno. Mi fai ascoltare questa canzone? Ministri, adesso no? tocca a me. Mi fai ascoltare Say Something, che anche le donne valgano qualcosa. Questa qui è una rivisitazione, una cover, Say Something, di due ragazzi giovani, solo piano e sax. Vediamo come. No, ma io sto pensando alla cosa delle donne. Stavo dicendo, fai vedere che anche le donne valgono finalmente la pena di fare
50 e 50%, non le quote rosa, come si fa in biologia. Senti, ma hai capito che il paese più felice del mondo è la Svizzera adesso? Sì, ho capito. Il paese più felice del mondo è la Svizzera. Insomma. Noi siamo scivolati. Siamo scivolati perché tanto non abbiamo più una lira. Come si dice, abbiamo le pezze al culo, no? Detto proprio legalmente. No, senti, volevo dire questo. Sì. Volevo fare un invito. Abbiamo una telefonata, aspetta. No, l'invito fallo dopo. Sì? Fallo dopo, dai. Prego. Sì, ciao, sono Baraggia. Ciao. Dimmi, ciao Baraggia. Ciao, tutto bene? Tutto bene. Io qui ho un volume basso però, non sento proprio. Tu stai bene, sì. Vai. Sì, dalla voce sì. Allora, dimmi. Scabbia tra i clandestini. Ah, certo. Malattie nuove. Arriveranno i batteri africani che resisteranno ai nostri antibiotici. Si tolgono soldi alla ricerca. Diventeremo sempre di più un paese disgraziato. Ma qui la gente non si sveglia, ahimè. Qui abbiamo questa sinistra becera che continua a far arrivare barconi, far arrivare gli aerei, far arrivare una marea di clandestini per continuare a foraggiare le loro cooperative che non hanno più il lavoro dalle imprese italiane, quindi non possono più guadagnare sulla manodopera, quella che gli davano 4 euro all'ora, 6 euro all'ora e loro ne intascavano 20-25. E allora cosa fanno a fare i soldi? Fanno arrivare questi barconi, ma facendo arrivare questi barconi ci portiamo a casa tutte quelle che sono le malattie che chiaramente sono in un altro continente, un continente dove chiaramente c'è ancora una mortalità molto alta e dove la nostra medicina farà fatica a controbattere. L'allarme lanciato dall'Inghilterra è un allarme che non va sottovalutato, tenendo conto poi che l'Inghilterra è un paese chiuso, è un paese dove viene contrastata l'immigrazione clandestina e di conseguenza gli arrivi in massa e quindi è più facilmente controllabile. Qui ne vedremo delle belle. Come ben sai Luciano, le malattie rare sono in deciso aumento.
dove la nostra ricerca fa fatica a starci dietro, e qui veramente arriveremo al punto in cui arriveranno nuove malattie, nuovi batteri, nuovi virus che faremo fatica a controbattere. Grazie. Non è un allarme il mio, ma comunque è la realtà dei fatti. Ciao, ciao. Beh, intanto ci sono stati 2 casi accertati, anzi forse 4 sospetti tra i profughi, 2 a Monza sono stati già accertati dalla ASL, proprio è cronaca di queste ore. Nel centro accoglienza dei minori, e i vigili dicono insomma adesso iniziamo a preoccuparci anche noi perché siamo a rischio. Simone, puoi rispondermi, tu che sei lì che bazzichi in regione, puoi rispondermi alla domanda? La zanzara tigre hanno fatto la disinfestazione, se no con Expo ci mettiamo tutti nel sacco. Expo arriva. La zanzara tigre, hai capito? Perché le zanzare stanno venendo fuori e mi sa che... Ma chissà se qualcuno ha pensato alla disinfestazione della zanzara tigre, almeno quella, no? Porca miseria. È un problema di cui se ne parla poco. Ebola è lì come il vampiro, capisci? No, Luciano, ma il problema è il fatto che comunque i clandestini possono riportare patologie che erano state debellate. È ovvio, no? Si è detto 5-10 anni fa. È un problema di cui si discute poco, però adesso le patologie che angosciano la popolazione stanno pian pianino scendendo, hai capito? Perché le malattie cardiovascolari si riescono a controllare di più, si vive più a lungo. L'oncologia ha fatto dei passi avanti notevoli e si hanno anche dei risultati positivi, certamente non ancora completi e quanto vuoi. E cos'è il prossimo giro? Il prossimo giro sono le infezioni che vengono con gli alisei. Un tempo arrivavano dal nord e venivano giù gli alisei, a cavallo però, erano, sai, tutti coloro che venivano giù, i tartari che venivano giù, e facevano gli alisei. Cioè chi moriva solo i vecchi in genere, no? Perché portavano le pestilenze, portavano tutte le porcate, i lancichenechi, tutte quelle robe lì, no? Erano gli alisei. Adesso arrivano gli alisei dall'Africa, hai capito? E siccome non diamo nessuna norma, non siamo capaci neanche di pensare le norme, no? Pensiamo solo alle tattiche, non alle strategie. E questo paesaggio che ha mostrato è un paesaggio che potrebbe avere del realistico se continuiamo a dormire, se continuiamo a non dare il voto, a non andare a dare i voti che tolgono il totalitarismo che ci ha distrutto in questi 4 anni, riducendo la competizione, riducendo la produzione, riducendo le piccole e medie industrie che sono l'oro d'Italia, perché danno l'oro a tutta l'Italia. Riducendo quelle cose lì ci riducono a non fare nessuna competizione in Europa, diventeremo una colonietta di quelle della Merkel che, cosa vuoi, lei non ce l'ha fatta prima col Panzerfaust, il suo bisnonno, no? Suo nonno era alleato di Stalin, per forza, no? E adesso lei con l'Europanzer sta venendo ed è un tema legato a questo, tutte le altri stati che non siano la Francia e la Germania, asse franco-tedesco, no? Hai visto che Sarkozy è tornato, Hollande non era così, non è stato così bravo a distruggere l'economia europea. Adesso abbiamo bisogno di un grande, no? Che se ne intende fra l'altro anche con la Carlassa e con quella roba lì, che va bene, perché rende la vita più lunga e gli uomini più felici, loro. Gli altri invece pagano quello che Luciano, non riescono a il tema che ci ha sottoposto prima la riflessione del radioascoltatore si lega bene a una questione che tu hai affrontato di petto, che adesso siamo a un punto di non ritorno, nel senso che erano le cure ai clandestini denunciate quasi 2 anni fa per primo proprio da Matteo Salvini, 100 milioni di euro spesi dalla Solidale, naturalmente Regione Lombardia, altro che razzisti e fascisti. Sono soldi che doveva garantire il Ministero dell'Interno, che deve garantire questo affano. Adesso vogliono transare a meno della metà. Pazzesco. Perché questa è una battaglia che adesso la Lega porterà avanti, se ne è accorto anche il Corriere della Sera. Io penso che quando uno dice domani farò così, è chiaro che non lo fa. Ormai ci siamo abituati, no? E gente che mette fuori la freccia a destra e poi gira a sinistra, capito? Non è il concetto. Luciano, c'era una canzone che volevi farmi sentire prima, però non mi hai voluto dire che volevi dedicarla. Io non l'ho ancora messa. Io vorrei dedicare questa canzone qui, che è una Allegro moderato. Che non è una canzone, questa qui, prima di tutto, insomma. Questo è Beethoven. È Beethoven. La dedichiamo alle persone oneste e brave
il primo pianista perché è un trio, pianista Barenboim e la Jacqueline Dupré, una ragazza bravissima, una allieva di Casal, è forse diventato il miglior violoncello che c'era a quel momento, gli venne una malattia neurodegenerativa, suonò per pochissimi anni e poi dopo insegnò qualcosa e poi dopo finì a trasformare la sua entità fisica in un'entità, certo che è un destino crudele, una malattia abbiamo degenerativa perso quella volta lì abbiamo perso una grande violoncellista che suona questo violoncello con come dire, con la sensibilità della donna, con quel suono vellutato straordinario. Probabilmente Casal gli ha insegnato anche tutta la tecnica, però voglio dire, questa è stata una grande violoncellista, quindi la dedichiamo alle persone di buona intenzione. Luciano, senti, ma alle persone di buona intenzione che messaggio diamo? Cioè, la sanità dov'è che sta andando? Tener duro, ragazzi. L'ultima cosa a morire è la speranza. Soluzioni. È la speranza l'ultima cosa a morire. O dicono che le uniche certezze sono tasse morte anche. No, ma si stancano, sai, di fare i cattivi. Vedrai che si stancano. Però tu un'idea, cioè una soluzione, due idee che portino a una soluzione che facciano uscire da queste secche. Molto semplice. Si abbatte un po' di corruzione, non tutta, non si può fare tutto. Io un'idea ce l'ho, adesso te la dico. Un po' la corruzione, no? Si migliora un pochettino quelle che sono le prescrizioni nelle regioni dove consumano troppo e inutilmente per dare poi ai loro amici che li votano, no? Curare i cronici che non si ammalino troppo perché si stanno ammalando troppo e di conseguenza organizzarsi e curare i cronici a casa e stabilizzare i pazienti acuti fuori dall'area per gli acuti in letti che non costano 1.000 euro al giorno ma solo 190 con una cura migliore perché la mia te la dico dopo le 2 telefonate di adesso. Prego, in diretta, buongiorno. È in diretta, prego. Ascoltiamo. Se c'è, no, sta finendo Eccoci qua. Sta facendo la pasta anche per noi? No, sono andata a abbassare la radio. È una dolce no, niente, io sono Maria Carla. Sono Maria Carla da Bergamo. Ciao. Vi ascolto sempre, sì. Però io oggi vi voglio parlare di una cosa che non c'entra con la vostra trasmissione che tratta di salute. Però io sono così preoccupata di questo che sta succedendo, no? Tutti questi arrivi e tutte le guerre, tutto quanto. Ma io vi voglio che voi siete persone intelligenti e equilibrate. Grazie. Mi potete rispondere una cosa importante? Io lo so e lo sanno tutti. L'Africa è un continente ricco di materie prime, giusto? Certo. Non sto dicendo una stupidata perché io l'ho letto, l'ho sentito anche attraverso alcuni parenti che sono andati in missione. Ma mi volete spiegare chi prende tutti sti soldi dall'oro, dal petrolio, cosa ne fanno? Quando faccio questa domanda di solito mi rispondono le multinazionali, ma dico avranno un nome questi multinazionali, sapere dove vanno a finire poi tutti sti soldi, giusto? Sì, vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ascolto sempre, siete persone che ammiro tantissimo. Grazie. Prendiamo la seconda telefonata. Buongiorno, in diretta. Buongiorno, sono Mimmo da Genova. Ciao Mimmo. Senza Belinda Zena. Guardi, non voglio farvi perdere il tempo, però volevo parlare un attimo di quella cosa scandalosa che è successa in Sardegna, che veramente c'ha da rabbrividire, di quella cellula di Al-Qaeda che hanno fatto, che si stava preparando per preparare un attentato a Roma. Sì, è vero. Sì, adesso. Hanno detto che questi qui fanno entrare un sacco di persone, gli integralisti, con falsi documenti e falsi richieste di asilo, tutto falso. È un appello che faccio ai musulmani, quelle persone serie che vengono a lavorare qua, oneste. Sbarcatevi da quella gente, seguite le feste della Lega, che qua nessuno è razzista, qua bisogna convivere, non morire. Grazie, no, c'ha ragione, grazie. Tra l'altro ci sono dentro anche l'imam di Brescia e Bergamo, insomma, che finanziavano Al-Qaeda, insomma, una maxi operazione. Chissà cosa ce n'è dentro. Erano dietro da diverso tempo e adesso l'hanno smantellata, se ne parlava di questi rischi. Belli, robusti, madri incinta, la nuova generazione dei piccoli saranno... Vabbè, finalmente qualcuno si è svegliato. Detto questo... Davvero? Si sono svegliati? Sì, dove? Forse Ma qualcuno, quando? non lo so. Ma come? Non lo so. Ma non ho visto niente.
Ho sentito solo parole, ma non ho visto fatti. No, nel senso qualcuno si è svegliato e ha alzato l'attenzione. Sì. Si dà da fare. Vabbè, ma è tanto che l'attenzione è alta. Dai. È che non sanno cosa fare, non sanno come fare, perché ci sono dei padroni che governano che non sono mica nel paese. E neanche, quindi lanciare gli allarmi allora... E neanche nelle Camere dei deputati o nel Parlamento. Purtroppo qui ci sono dei servi sciocchi, dice un nostro amico. Però intanto sbarcano, che arrivano eseguono gli ordini di capi di Stato che sono di un'altra parte, che sono quelli che fanno i soldi. E il rischio è che si annidi qualcuno, qualche terrorista. C'è gente che con un dito tira fuori il petrolio e si compra la Ferrari, e gli altri che ci sono lì a 200 chilometri possono morire di fame, capito com'è il discorso? È un paese... Vabbè, prevenire in questo caso come in sanità è meglio che curare. È un paese scentrato. Se le ipotesi poi si dimostreranno fondate, se ci danno i soldi per la prevenzione, questo progetto di un attentato contro la Santa Sede. Se ci danno i soldi per la prevenzione. Luciano, siamo in chiusura, però la radioascoltatrice di prima, noi adesso abbiamo risposto naturalmente al radioascoltatore che ci annunciava insomma questo blitz contro Al-Qaeda con 20 arresti. Non fammi una domanda difficile però adesso, dai, vai. No, dove arrivi? Però la signora diceva insomma quest'Africa che tra l'altro ha un'espansione demografica che nei prossimi 10 anni rischia, non dico di quasi raddoppiare la popolazione, quindi pensate che cosa può arrivare. Il tema dell'immigrazione è forse più attuale oggi di 15 anni fa, quando ne parlò per la prima volta Boss, insomma, che lanciò l'allarme sia sulla Cina che copiava e sugli immigrati, che l'ho preso in giro, insomma, arriva lì con la canotta. L'ha detto giusto la signora. E invece poi... un paese che ha delle grandi risorse, pochi grandi ricchi, moltissimi poverissimi e gli altri che rimangono disperati. Infestati da malattie, perché il sistema sanitario ovviamente... Ebola è solo uno dei tanti casi. I petrolieri lo vanno a comprare da un'altra parte, insomma, parliamoci chiaro. E di conseguenza è un paese scentrato, squilibrato. Pochi grandi ricchi, molti poveri disperati, malcurati dove lo Stato non c'è, dove lo Stato è contro. E allora questo paese, capisci, è stato un paese che credo che ce l'abbiano sulla coscienza quelli che sono andati a fare i colonizzatori e li hanno lasciati poi così, non ne fregava più niente perché era finita l'epoca della colonizzazione. Adesso ci sono i cinesi che vanno là. Adesso ci sono, non so, hai visto l'ultimo sceicone che si è sposato? C'era la signora che era coperta di diamanti verdi. E i diamanti dove vanno a prenderli? Grazie. Non so se erano diamanti o insomma era una roba pazzesca, io non l'ho vista. Allora ci sentiamo settimana prossima. Probabilmente erano tutti smeraldoni. Ciao.